Ecco, è tornata. Cioè, non ne posso più. Io me la trovo in tutte le trasmissioni, ma squalizza, ma è gettonata. Come ti chiami? Che non adesso mi dirà, ma come non ti ricordi il mio nome? Sono piccolo. Quanti anni hai? Te. E ti chiami? Liliana. Senti, prima di iniziare, che non devo dimenticarmi, è fresco di stampa, che cosa? E poi andiamo con... vieni vicino così lo mostriamo. È una pubblicazione, un libro che ti riguarda, perché? Esatto, allora è stato stampato a Modena dalle edizioni Zaccaria e ci sono tante delle mie composizioni. Questa è la Staiare che abbiamo ripreso, l'antica Staiare che faceva mio papà nella zona di Savurniano, e dopo tante altre canzoni come questa l'ho fatta io, questo brano. Amor Parce, aspetta che così mostriamo alla nostra Beraldo la copertina. E dove si trova questo, come possiamo definirlo? Un libro? È una raccolta di brani, di composizioni, appunto sono 14 brani, nelle migliori librerie. Come anche gli addetti alla guardiania lo acquisteranno, quindi nelle migliori librerie. Però intanto nell'atrio, e penso non sia mai successo perché noi amiamo la musica popolare, Light a Chiase Sarabangui. Che cos'è? Cosa sono i sarabangui? Non lo so. Sono dei sbandas, è un modo di dire, sono la vallata di Lauco. Appunto gente poco di buono, insomma, sbandata. Chi l'ha scritta? Il papà di Lilli. Ha scritto tuo papà, che si chiama? Andrea. E allora Andrea di cognome? Rover. Ecco, quindi di Andrea Rover. Rover, allora Laita Chiasa e Sarabangui. Com'è l'ultimo saluto? Come fai? Yuhui. Porta fortuna, porta fortuna.